Signori e signore, buonasera, buonasera cari. Allora, mi scuso ancora per la volta scorsa, davvero è stato proprio un incidente che spero, anzi credo che non si ripeterà più, perché la tecnica di cui dispone l'ente bergamaschi nel mondo ci soccorrerà per tutto il tempo che ci servirà. Dunque, siamo arrivati al capitolo settimo. Eh, Voi ricorderete che il nostro Pinocchio era andato per cercare qualcosa da mangiare, purtroppo non aveva trovato nulla e quindi torna a casa tutto bagnato e infreddolito, mette i piedi su su una piccola caldaia accesa e i piedi gli bruciano. Capitolo 7. O Geppetto il turna a ca e gli dà la sua poera pitanza al giupì. Pinocchio, che gh'era io ci impastac de sogn, l'era mia est gnamoi so pe brusac. Tosto che la sentì la us del suo pader, le saltati in pe per der vegalös, malghe mia riata stasù e le burlati in terra lon che trac. En del borlasò la faccio stes bordel che il fare sui montù de legna butta su del quimpià. Dervendoca al vusal Geppetto. Tata mia, in che maniera? Perché ergù i mamaia via i pe, e chi saresse li stac. O il gat de sigur, ha rispondito il Pinocchio, che il vedi al gat che il gioca con poc barbai. Mi fermerei un attimo su questo barbai, che è la stessa radice di barbel, che è la farfalla. Ma poiché i barbai sono il residuo del legno piallato e diventano una specie di foglio sottilissimo di legno, si alzano da terra, vi sarà capitato di vederlo in qualche segheria, si alzano da terra e sembrano danzare e volare come farfalle. Quindi in bergamasco è molto bello, molto poetico, barbai. Derbe ma la svelta, se de no quando egne dedet tedet. Pota che mia sta su e por martera me toccheran d'angir che cugnaso sui zenöc per tutta la eta. Col Geppetto, credendo che il giupì al fesso il pianzot per te l'inturen, la fissadde te alla fo, le rampassò per la muradela e le passadde della finestra. Muradela è il muricciolo, il muro sarebbe il mur, la muradela è il muretto. In principio il vulia da genuster, ricordate ster da staio che è un'unità di misura piuttosto importante, quindi quando io dico tendo ster vuol dire che te ne do tante. Ma quando la esto soccet slonga zontera e per zonta senza pe, che dispiesita face. Dopo dei ciapati in bras, alla brasaffò e basa su che la finia più, è entrata al piansia che disia, por bambia te, come faccia brusati pe. Poi dal somia a me, e adesso sentiremo il racconto di Pinocchio che non ha nulla di logico, tanto che Geppetto non capirà nulla, ma del resto non capiremo niente neanche noi. Al somia a me, ma l'era una noce d'infere, al trunà il semelgà, e meggere fame allora al gri che parla al madic, la testa be bröc catif che te se, e mego dic, sta attente, de famiglia diventa bretì, ricordate questo bretì che vuol dire diventare viola dalla rabbia, oltrepassare il rosso, e lui la dice, te sei una crapa de legno, e mego casadre il martel, e lui le mort, ma la colpa le la so, perché me di mia copal. Tat, che o mettisse una pignatina sulla sender colda, ma il pulsile scappa fuori e la dice, li taghe belli taghe, e me salude i so de ca, e intat me cresia la fam. I seca il vegeto con la bretta de nocile, der villa finestra, e il ma dice, me che so tal tuo capelli, e me, te timbrombet, perché a circa il pale mia ergogna, ne? So tornata a ca, Söbet, e siccome gli è sempre fam, ho mettiti per freccia in palcece sulla colderina in pesa, e dopo si riav che tata, e gli era brusace, ma me la fam che lo sempre, e i pe ghio più. E il porgio pi, zo a pianse, a cridata, forchi la sentia fino a Borcanal. Vi faccio notare questo cridà che non viene da gridare, ma viene da cry, piangere. Geppetto, che di tutta sta storia l'era capito ma che il suo giupì alghera una fan santissima, l'ha tirati fo tripir della gaiofa. Gaiofa è un modo di indicare la tasca che in bergamasco si chiama gaiofa o scarsela o anche saccoccia. E ghiadac in tacche ghedisia. Che le tre pirole che i saresti stace la mia pitanza, ma ti do intera. Chi te fa che pro? Solo il proprio chi mangia, vedo che ratto in via la pelle. Pelale, le fa po'. Avrei mai credit che te fedesse ti sei delicat de boca.
A sto mondo, caro Merced, le mie usate a mangiare tutto perché le mie sempre festa, ne? La sarai se senza caro il metata, ma me per le mie soffrì la fredda mia pelada. E Geppetto, cadde scarselo il cortelì, armad santa pazienza, pela stipir, ma la mia bettaglia i rosche e alla sada in due cantù della tavola. Quando il Pinocchio l'ha mangiato il prim pir, la fai per bettagliare caec, ma il Geppetto l'ha fermato. La sai che al pedere svengu, pota, ma amico mi intenzione di mangiarne, al sere ultato il giopì. Aspoi mai sai, i se, i tri caec, e stac mettici sulla tavola insieme a coi rosche. Dopo dei finiti tripir, Pinocchio la sbadigliata e si mette dre a caregnà. Ma amico amo fam, pota ma amico più negota de danne. Proprio negota del tot. Che sareschi trichis tu e che le tre rosche che. Pota se che negò dote e si mette dre a sgagnare. I se drealote la fai fondi un momento, tricaec e poi tre rosche. Dopo, quando le stai in piedi, la dici contenta. Adesso è che sto bene. E ves che ghere resumede di che ceciga mia de usasse troppi schifius, senza mai che il per capità della eta. Posso fare una domanda io? Io sono abituata a sentire long tirette, le burlasò long tirette, long tracce non l'avevo mai sentita. Si equivalgono. Long che tracce, long che tirette vuol dire proprio steso, lungo disteso. E va bene in tutti e due i modi. Tracce, tratto, proprio tratto. Grazie mille. Buonasera, sono Silvia Melotti. Volevo sapere la traduzione di chistù, trichistù, che non so cosa sono. È il fistone, il torsolo. Il torsolo, si chiama anche fistone in italiano. In bergamasco è chistù, in italiano fistone. Ho capito. E il caec, tricaec? Lo stesso. La stessa cosa. Ecco, perché non... avevo paura di non aver capito. Invece si equivalgono, sono sinonimi, insomma. Sì, sono sinonimi, perfetto. Perfetto, Che cosa grazie. significa? Qualcuno mi chiede, che cosa significa semelga? Guardate che c'è anche un altro termine che è femelga con la F iniziale e vuol dire il lampeggiare, il balenare del lampo, al semelga diciamo noi, o il femelga, vuol dire c'è il temporale, non si sente ancora il tuono, si vede il lampeggiare proprio della saetta, il fulmine. Lampo. Quindi, se approfondissi la differenza fra gridà e usà. Allora, usà è gridare, è proprio me use quando urlo, se metti dre a usà, si è messo a urlare. Gridà invece è proprio piangere e viene, come dicevo prima, dall'inglese cry, to cry, piangere in inglese. Inoltre, è la stessa cosa. Gridare invece non c'entra niente. Gridà e cry sono la stessa cosa, praticamente l'uno è la traduzione dell'altro. Invece gridare è proprio usà, da fo, usà. Non c'entra niente con cridà. Grazie, prego. prego, vedo il grazie. Se non ci sono altre domande, andiamo avanti col secondo capitolo, però con l'ottavo. Però voi tenete da parte tutto quello che mi volete chiedere, perché tanto a fine lezione rivediamo tutto. Ok. Quindi vado con il capitolo 8. Sì. Capitolo 8. Geppetto al che face il penö fa il soggio P e il vento soggi che per comprare il silabare. Olberati, dopo che la scudì la fam, guardate questo scudì che bello che è, quando ha chiuso i conti con la fame, quando si è nascosto, si è proprio, no, non nascosto, quella scundit è diverso e vuol dire proprio nascondersi.
scudi senza N vuol proprio dire chiudere i conti. Quando me scede la paga, si dice, no? Sono andata a la paga, vuol dire che ho chiuso i conti col mio datore di lavoro e ho portato a casa i soldi. Lo stesso in questo caso, ho chiuso i conti con la fame e ho portato a casa la sazietà. L'attaccata pianzotà, perché il vulì è peneuf. Guardate che bello questo pianzotà, cioè piagnucolare, no? Fare proprio la cantilena del pianto, non il pianto dirotto, il pianto un po' prolungato, il lamentarsi. O Geppetto, però, per castigal, alla la sapiens per mesa giornata e dopo il gadice. Perché vi avreste fatto i peneuf? Per vedet forse a scappare un'altra volta. No, no, tata, ve promette che a partire in che farò il sai. Tu ci scec, l'ha rispondito il Geppetto, i dissi se quando vive il verboto. Ma a me ve promette che andrò a scuola, studierò, imparerò bene. Tu ci sceci, la disse. Ma me so differenti oter, me so il più bravo di tutti, dighe sempre la verità e ve promette, tata, che sarò la vostra consolazione quando sarì diventata più ecciamo. Guardate questo promette. C'è anche il verbo promette, avremmo potuto usare anche quello, ma io l'ho proprio voluto usare così perché a volte noi per dare forza al verbo aggiungiamo una sillaba. Se non ci fosse quell'apostrofo sarebbe ve impromete, ve l'impromete, ve lo prometto. Potrei anche togliere la I e la M e dire promete, ma il bergamasco proprio per dargli più forza ci mette una sillaba in più, impromete. Che sarò la vostra consolazione quando sarì diventato più ecciamo. Geppetto, che a Cassibè, che il vorrei sparire Östek, ha etto il suo Pinocchio con sacchi seghe regnito il magù, la disse negota, e ciapati in di mai so arnés e dubei ok de legna secca, se metti dre a faga sui pe. Ghe passagno in ura e i pesti ierasamo pronci. Dubei pesti svelce nervus chi paria sta fai se d'un tagliadur. Allora Geppetto il dice al societ, adesso sera Yugi. E intacca il giupì al fa apparire dormì, con due tantini de cola, gli attacca il suo posto, talmente bene che svediagna la sonta. Quando il buratil si rincorsì dei gaipè, resaltasò della tavola e l'ha cominciata a fare la pirolete e a sgambetà con pan di mat. Per ringraziare quel che faccia per me, io l'enda subito a scuola, gli dice al suo padre. Bravo, certo. Sì, ma per andare a scuola mi dica che mi occorrerà il vestito. O il Geppetto, che genera scarsella, gna de basà, che bella questa, questo modo di dire bergamasco, gna de basà, non uno da spendere così senza farci troppo caso, ma nemmeno da tenere così caro da baciarlo, proprio non ce n'aveva neanche mezzo. Al gafaccio sui vestiti de carta a fior, per de scarpine de scorza di piante, e il bel capelli a punta col mol del pa. Ora, se voi pensate che il povero Pinocchio non ha trovato nemmeno, quando lo cercava, un nocciolo di ciliegia e poi il padre gli fa un cappello con la mollica del pane, come vedete non c'è molta logica fra questi due passaggi, ma insomma le favole sono così. Pinocchio le corrita speciarsi in ducadine acqua e se piasiti setat che la dice, pare proprio scior. Del debù, la dice il Geppetto. Poteva essere anche del bu, ma anche in questo caso il bergamasco ci aggiunge una sillaba per dare più forza. Del debù davvero, la dice il Geppetto, perché tegna il beamit, che le mie il vestì bel che il falcior, ma piuttosto o il vestì net. Pota mamutata, si mi rincorsì che per indaschiola me manca il più. Ah sì? È cos'è che ti manca, mo? Me manca il sillabare. Te ghere su a te, pota ma come fai? Se compra. Ma me che non ne ha eu, pota a me. E al Pinocchio che è sparito in due tracce la contentezza che gli era addosso, perché la miseria, quando l'emigra, la capisco poi scecce. Pota oter la dice il Geppetto, e le asce della scagna, la metti sul soggiché de festà, tömmen dete sbusat che il pario il pincioc, e le andai de fodeca. Guardate che bello questo pincioc. Pincioc è lo straccio che pende, non lo straccio normale, perché se no sarebbe strass. In realtà pincioc è proprio lo straccio, quello che casca. Qualche volta si dice
Madonna me, o estingir una che la paria una pincioca, vuol dire che i suoi vestiti e i suoi capelli le cadevano giù, pincioc, proprio, i suoi stracci le cadevano addosso. Quando le tornate in re, algueran di mal silabare, ma l'era senza giché, ed è fo il folcà. Doiv la salla giacca, tata, lo indida perché era troppo colta. Pinocchio, che l'era capita al volo il sacrificio, perché è saltato in braccio al suo padre e il gampienit tutto il vis de Basì. Bene, volete sapere qualcosa? Io volevo chiedere cosa significa sodun tagliadur. Ah, fai su un intagliadur fatto su, fai su, da un intagliatore, cioè da un artista del legno. Ecco perché sono così belli Ok, e artista del legno. okay? Fatti non da un falegname, ma da un artista del legno. Grazie. Prego. Scusi, io volevo sapere sillabare e ghince cosa vuol dire? Allora, sillabare vuol dire sillabario, che era il primo testo che si usava un tempo nella scuola elementare, dove si imparavano le lettere, le sillabe. Stiamo parlando dell'Ottocento, quindi è ovvio che si usa ancora il sillabario. E l'altra parola, mi perdoni, che non ho capito? Ghice, Giche. Aspetti che Sì. guardo dove si trova. Con la Grazie. Giche. Ghince o non so come si pronuncia. Allora, mi faccia lo spelling, l'ha preso, che me lo segno, posso? Io lo scrivo sulla nota, sì. Ah, perfetto. Intende, credo, il Giche. Sì, è Ah, il quello. gilet! Ah, scusatemi, ecco. Giché è la giacca. In bergamasco la giacca, che noi chiamiamo anche giacca, ma giacca è un termine già più moderno. O il giché è un vecchio termine, e anche gabbana. Vanno bene tutti e tre i termini, giacca, gabbana o giché. Vanno ok. bene tutti e tre. Va bene, grazie. È al maschile il giché. Posso chiedere? Sì. HCB. Sì, sebbene HCB lo traduciamo così, sebbene HCB che è ergot, sebbene ci fosse qualcosa di contrario, eppure la cosa è andata in un certo modo. Non mi viene in mente il momento nel quale si dice, ma lo posso cercare. Geppetto è questo, Geppetto che a HCB che il verrà sparire stec, ecco, sebbene allora volesse apparire come Voleva dire, sembrare rustico, voleva sembrare duro, però ecco. sebbene volesse sembrare duro, in realtà gli dispiaceva tanto di vedere il suo Pinocchio così. Perfetto, la ringrazio. Prego. Qualcuno dice, vorrei sapere la differenza, vorrei sapere il significato del farò il sai, farò il bravo, farò il saggio, sai, saggio. Prego. Pinciocche, pincioccade, stupidate, hanno la stessa radice. Certo, hanno la stessa radice. Vuol dire delle cose talmente sciocche da lasciar cadere, a cui non dare nessuna importanza. Quindi anche questo serve proprio a dire una cosa da lasciar cadere. Mi scusi, vedia gnala zonta. Cos'è la zonta? Non si vedeva, a svedia gnala zonta, non si vedeva nemmeno la giunta. Quindi la parte che si sarebbe dovuta vedere, perché i piedi, si chiama proprio così in italiano, giunta, i piedi erano stati attaccati, quindi non erano stati scolpiti direttamente con la gamba, come era invece nel Pinocchio quando era nato, quando non erano bruciati. Quando sono bruciati sono stati riattaccati, ma erano attaccati talmente bene che non si vedeva la giuntura. Grazie. Prego. Signor Cornali, sta per dire qualcosa? Che l'ho visto? Non la sento. No, ora ho acceso. No, Bravo. per il momento non ho nulla.
No, Anche benissimo. perché sono Allora arrivato in tutto bene. ritardo e sto riprendendomi. Ah, perfetto, mi scusi allora. Comunque sono sempre contento di sentire Bergamasco. Anche noi siamo contenti di averla fra noi. Lei Sacre è feste, nella mia anima. anche nella mia. Sacre feste cosa significa? Significa sacrificio. Sacrificio. Aveva capito quale sacrificio aveva fatto suo padre e quindi gli salta addosso, gli salta al collo e lo bacia. Vergota qualcosa. Vergota vuol dire qualcosa. È arrivata ne gutta quidem. Gutta quidem in latino. Bravo, esatto. Esatto, bravo, viene dal latino, giustissimo. Vado avanti? Nono capitolo, capitolo 9. Pinocchio, il vento, il sillabare per indà e Tigiopi. Appena finì di fioccare, il Pinocchio col suo brai sillabare 9 sotto sea, se'n via là per indà a scuola e intacca il camminà al fascio col suo crapidelen, me la ragionà e me la penser. E il disi entrà de lui. In che a scuola le imparales. Domà a scrif e pus domà a fascio i cunci. Po, de sa che sui in gamba, guadagnero bene. Coi prim solci, ne sebe compraga i belgi che neuf, te de pan al metata. Ma no, cosa dighe? Mia de pan, ma d'or e d'argent, e coi butu de brillanci. Alla merita por Marte, perché insomma, per de comprarmi liber de per studiare era stato in camisola, e con che il frecce che gli è appena il padre chi può fare ste sacrifici. Ecco sacrificio che ritorna, sacrificio. Solo i padri possono fare di questi sacrifici. Intat che col groppo in gola al fade ste penser, che parit de lontà una musica de pie e de torlontò. Fermiamo su questo torlontò. Pie, per la verità, la pia è lancia, ma è venuta a significare anche la cornamusa. Si dice che a Natale passa i pastur coi pie, perché ovviamente hanno lancia per soffiare nella cornamusa. E il torlontò, abbiamo detto che il nostro bergamasco ha anche dei termini onomatopeici che arrivano da parole, dai suoni. Ve ne dico 2 o 3, per esempio, ol gri è il grillo, ol cici è la cinciallegra, che fa proprio il verso dell'uccellino, ol tru è il tuono, quindi vedete che arriva dal suono. Il torlontò è il suono del tamburo, tanto che il tamburo in bergamasco è chiamato anche torlontom. Invece il torlontò è proprio il suono del tamburo. Pi pi pi, zum zum zum, al se ferma a ascoltà. La musica la paria egni proprio de piazza egia. Chi sarà il che suona? Peccat però che mi gabbia d'andà a scuola, se de no. Arresta lì a pensà. Pota bisogna decides, o a scuola o a sella musica. Vabbè, in chenda lo senti trombette, e domà a scuola. Tanto andà a scuola so sempre a te, la sgurliso in spalle il perché. Guardate questo sgurliso. Bergamasco ha necessità di rinforzare quello che dice, quindi sgurli è il tempo, sgurliso vuol dire abbassare le spalle, proprio scrollato in giù le spalle. A volte il bergamasco utilizza so per dare un senso ancora più forte al verbo che usa. Per esempio, lavare i piatti, noi diciamo l'aso, non c'è bisogno di dire i piatti, lo diciamo lavare giù, ed è dato proprio dalla posizione delle mani. Se voi guardate quando si scrollano le spalle, le mani vengono portate verso il basso, provate. In questo caso diciamo sgurlisò. Quando laviamo i piatti, le mani sono verso il basso, cioè il lavello. A volte invece ci mettiamo il contrario. Per esempio, sempre il verbo sgurlì, che vuol dire in qualche modo dare una mossa. Diciamo anche sgurlisö, e in questo caso vuol dire proprio gli ho dato una mossa, l'ho aiutato o aiutata a muoversi.
oppure le ho dato una piccola lezione, l'ho sgurlì so che la sceta, vuol dire l'ho sgridata, le ho dato un motivo per muoversi e fare qualcosa. Ecco, sgurlisò in basso, sgurlisò in alto, perché io per scrollare una persona devo mettere le mani in alto. Perché? E in 448 zo a Salch per la corsa röla. Compio che riapro e fa che saeggia, compio il sentia fuori la musica dei tamburi e dei baguette. Vedete che ritorna il baguette al plurale, è la cornamusa bergamasca. Pi pi pi, zum zum zum, riadde fo del caffè del coleu proprio de nac ai portec, la è stata set in turen al baracù de lei ed è tila tot colorat. Così che il baraculè al ga domandato a Uscetel. Lascio il cartello, no. Totalmente che so mi chiamo Budeles. Bravo Asen, te l'esero se me allora. Adesso gran teatro dei burattini. E il tant che l'è cominciato spettacolo. I semedre adesso è quatacostel, quatergay. Guardate questo quatergay. Quatergay noi lo utilizziamo per dire una roba che costa poco o che vale poco. Va bene detto dello spettacolo di burattini perché è una forma di teatro alla quale potevano partecipare anche i poveri che generalmente non pagavano il biglietto ma pagavano in natura. Quindi magari al burattinaio si davano le uova, si dava un pezzo di formaggio, si dava magari un pollo e quello serviva a pagare i biglietti e se non si aveva niente non si pagava niente. E la bergamasca ha una grande tradizione di teatro popolare di figura, cioè di baracca. Quatergay vuol dire si paga poco, però in questo caso 4 soldi. Pinocchio, che il brusà della oia de scuriosà, aga dice cetel senza ergognas. Men presterese mia quatergay fin a domà. Ti presterei sbontera, ma giusto un che io mia che. Per quatergay tende il me giacchettì. Cosa le che men faghe, le de carta e se il ciapalacqua il me se tacca addosso compagni della cola. E le rese forse i me scarpe? Ma si è bune doma del al feu. Cosa mi dite del Bertì? Bella roba, ubretì de mol de pa, i rac i venierese a mangiare il solcò. O il Pinocchio l'era le sui spi, che manca il coraggio d'andai nac. Alla figlia dice, me det quatergay per il silabare. Me so scet, e compre negota di scet, al gare spundito scetel, che l'era più tangi di sus de lui. Per quatergate il compre me il gausalla ustraser che l'era sentito. I se il silabare le stai vendit. A pensà che il por Cristo di Geppetto l'era restata catre ma del frec per più di comprare al soccet. E abbiamo concluso i nostri 3 capitoli odierni. Signori, se avete domande me le fate, se no io vi vorrei sentire leggere e tradurre se posso. Mi scusi, una domanda. Tutte panna almetata. Sì, l'ho detto la volta scorsa, tata viene dallo slavo tato e vuol dire papà, padre. Sì. Pan è il panno, quindi vorrei comprargli una giacca di panno, ma no, cosa dico di panno, dice Pinocchio, gliela compro d'oro e d'argento, con i bottoni brillanti, poverino, lui aveva tutte le buone intenzioni. Ok, grazie. Prego. Una domanda in merito ai quatergay. Sì. L'unità, abbiamo detto, l'unità di misura, ma anche centimetri si dice gay in bergamasco o sbaglio? Sì, quatergay, ma in questo caso non vuol dire centimetri, vuol dire un'unità di misura che è più o meno un po' più piccolina della spanna, è più o meno 10 centimetri. Quatergay sono 40 centimetri. Più o meno, adesso centimetro più, centimetro meno, ma non è il centimetro, quatergay. Se no, per il centimetro noi diciamo quaterdic. Perché vabbè, a parlare tipico da muratore e si sente ogni tanto, però anche qua non avrei mai pensato che un gay sono 10 centimetri e un dice è 1 centimetro, quindi c'è anche un'unità di misura bergamasca oltre Sì, è un po' più piccola della spanna, è circa 10 centimetri. Allora, gabbana e giacca, giusto? Sì, è giusto. Gabbana e giacca o giché o giacca.
Sempre ho Ehm, fatto sempre io la domanda su Gabbana, ma quando si mm, dice anche qua un modo di dire brutta Gabbana, mm. cosa ha di riferimento quella giacca? Allora, quando noi diciamo Bröta Gabbana, diciamo un insulto, Sì, vale donna da marciapiede. Perché gabbana? Perché la giacca è un indumento che in casa si passavano, perché la gente non aveva troppi soldi. La giacca, la gabbana del nonno o del papà, l'era attaccata sul ciotto, e chi doveva uscire quando faceva freddo, anche se l'era mia il nonno o l'era mia il papà, al metteva sulla gabbana. Quindi la gabbana è una giacca che va bene per tutti. Una donna pubblica di pubblici di liberi costumi è una gabbana. grazie. Ho notato che Interessante. avete scritto Arzent e non Arzent. Che differenza c'è? Nessuna differenza. Nessuna differenza. Così volevo chiedere. Allora, c'è qualche legame fra sgurlit e lo scorlazzone? No, nessun legame. Lo scorlazzone o scorlass è un coltello, coltellaccio o coltellone. Invece sgurlì è proprio scrollare e non c'entra niente con scorlass. Una curiosità su Tata, avete detto che deriva dallo slavo. Ci furono connessioni con l'Est Europa. Sapevo delle numerose influenze germaniche, celtiche e latine, ma non conoscevo quelle slave. Ci sono state anche quelle di cui sono passati veramente tutti. Quindi tranquillo che arriva proprio dallo slavo Tato. Buonasera, posso chiedere, io Sì, ho sentito spesso anche sgay, è possibile? sgay. Ah, Sì, ecco, è vero, perché noi non ce lo ricordiamo troppo spesso, ma siamo stati veneziani, e infatti, quando c'era la Repubblica di Venezia, i sgay erano i soldi per la lo sono ancora, skei o sgay, lo si dice ancora nel Veneto, e quindi anche da noi abbiamo riportato anche questa cosa, quindi anche sgay va bene. grazie. Se non ci sono più domande, io vorrei sentire qualcuno di voi, posso? Un'ultima domanda, mi scusi. Sì, Compagno sì. della cola. Sì, come la colla. Compan, come compagno della colla. Compagno della colla. Grazie. Prego. Prego. Allora, se qualcuno ha voglia di leggere un pezzettino, io sono molto felice, e direi che potete però, qualcuno di voi è riuscito a leggere su YouTube la lezione scorsa che abbiamo saltato? Perfetto. E è riuscito a leggere, capire e tradurre? Tarcisio, buonasera. Adesso lo vedo. Buonasera, buongiorno direi piuttosto io. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno da voi. Allora, come sta? Bene, bene. Bene. Voglio sentire lei se posso. La Madonna Certo, Santa. certo. Col primo capitolo però, col primo, non sono così cattiva. Dai. No, Se me lo mettono qui da condividere, volentieri perché se no non ce l'ho. poi vi dico. Ecco, perfetto. Questo però non è. Ah, il primo di oggi? Sì, il primo di oggi. Ah, vabbè. Ah, scusatemi allora. Mi dicono i miei angeli custodi che dobbiamo fermarci al primo capitolo di oggi, ma dai, siete capaci. Dai, Tarcisio, No, va Pinocchio, bene. che ghiera voglio ci impastaccio. Da lì. Ok, quindi nel capitolo 7. Ol gepetul turna ca el dalla sopoera pitanza al giopi. Povera, Pinocchio, cioè povera. poera, sì. Pinocchio, Pinocchio. Pinocchio che geramo ioc impastac de sogn, l'era mia est niamo iso per giusac.
piuttosto che l'ha sentito la luce del suo padre, Suo padre. le è saltato in pe per Per devra der Vegalus. devregalus. Der Malgemiariat, ecco, Malgemiariat a stasö e le burlat intera lunghe tracce. Basta, traduciamo. No. Pinocchio, Geppetto è tornato a casa con la sua povera pietanza, non so, cena, non so. Okay. Sì, pietanza, pranzo. Un pranzo per il Al gioppino. gioppino, Ecco. sì. Al burattino. Ecco, Pinocchio aveva gli occhi impannati di sonno. Bravo, impastati del sonno. E non era... Non aveva ancora... Non aveva, ecco, per i brusacci, come si dice? Cioè, non aveva ancora visto i piedi? I suoi piedi? Piedi bruciati? Bravo. Sì. Ecco. Appena, tosto. Appena che aveva sentito suo padre, è saltato giù dal letto. Suo padre. La voce del suo padre. Del suo padre, la voce ecco. di suo padre. È saltato in piedi per aprire l'occhio. Per aprirgli? No, per aprire Lucio, ok. No. Ötch è Lös, occhio. sì, è giusto. E giusto sì. è la porta. Per aprirgli la porta. Ma non c'è arrivato. Non è riuscito. Ecco. Non è riuscito. A stare su. È caduto, è caduto in terra, non so come si dice, lungo e disteso. Disteso, ecco. Perfetto. Grazie Tarcisio. Qualcun altro? Qualcun altro? Dai, io provo anch'io. Dai. Non so chi sia lei. Da dove comincio? Endel Borlà, subito dopo Lonche Tracce. Sì, madonna mia. Ed è so la faccio stes bordel qu'elle farait su un tu de legna buttata so del Quinpia. Der Vinduca al dov'è l'accento? Derven Doca. Sì, giusto. Derven Doca al Vusalgio o il Geppetto. Tata, pedemia, in che maniera? Perché ergu i mamma ya via i pe. E chi saressel i stac? Olga de sigur, l'ha rispondito il Pinocchio, che vedia Olga, che zega con poco barbai. Basta. Okay. Traduciamo. Allora, ricominciamo. Allora, oui. Endelborla, non so, su mia cosa le... E nel cadere giù? Ha fatto lo stesso come si dice, bordelli, casino. C'è il casino che farebbe un monton di legna che è buttato, che è andato giù del quinto piano. Quindi, allora, gli dice, aprimi, Dunque, aprimi dunque. Che gridava al Geppetto, non posso, papà non posso. E perché? In che maniera? Perché c'è qualcuno che mi ha mangiato via il piede. Brava. E chi sarebbe stato? Il gatto di sicuro, rispondiò al Pinocchio, che vedeva il gatto che giocava con poco barbai, non so che cos'è barbai. Truccioli. Luccioli, ok, che io non...
il resto della legna piallata. Ah, può C'è una guardare. bella differenza tra a questo punto vi do anche questo. Sì. La segatura o rasgadura Sì. è il resto della legna segata. Quando la legna viene tagliata cade per terra questo pulviscolo che si chiama rasgadura o segatura. Quando invece la legna viene piallata, delle piccole parti di legno, ma che sono piane, si staccano, si arrotolano su se stesse e si alzano verso l'alto e sono leggere come farfalle, si chiamano barbai per questo, e sembrano farfalle che volano perché poi ricadono al suolo. E il gatto sta giocando proprio con questi truccioli. Ok. Qualcun altro? Aprimi. Ho finito io? O Sì, avevo credo di sì. ancora? No, basta, siamo arrivati a barbai. Qualcun altro? Grazie. Grazie a lei. Provo io se posso. Dai, chi sei? Chi è? Perdona. Sono il figlio della Silvia. Vedete Silvia, ma sono il figlio. Va bene, Ok. va benissimo. Der ma la svelta, se de no, quando egne dedet, te edet. Ota, teedet. Ota, gerie mia asta zo, puoi martera me toccherà andare a giro cu cugnat, sei zenoc per tutta la eta. Fermati un attimo, mio caro. Allora, c'è una bella differenza tra l'accento che tu trovi alla parola zo, che è un accento acuto, zo. La dieresi invece dice e e u, quindi potagherie mia sta kükünya zo, söi, zenöc, kükünya zo, söi, zenöc, per tutta la eta. Proviamo di nuovo, me toccherà, dai, da me toccherà. Ok, me toccherà andare a gir cu cugnat, so, sei, zenöc per tutta la eta. Bravo, perfetto, avanti, Okay. avanti. O il Geppetto, credendo che il Giopì al fesso il pianzot per te l'inturen, la fissat te alla fo, le rampasse per la muradela e le pachat de della finestra. Avanti. In presepe Vulia Daniel Ustern, ma quando est ol so scet slongasso intera e perzonta senza pen che dispiasita fac. Dopo dei ciapati in bras, all'albrassat fo e bassaso che la fenia più intanto al pianzia e gli dizia, puer bambi a te, come può faccia brusai pe. Basta, torniamo indietro, traduciamo. Ok, allora, aprimi alla svelta, se no quando arrivo te le do. Quando dentro, vedi, Quando non arrivo te le dentro do. vedi, te. Lo so che il senso è quello, però traduciamo Sì, letteralmente. Quando entro vedi. Vedi. Ota, non riesco a star su. Bravo. Che povero martire che sono, cioè povero martire a me. Mi toccherà, anch'io, e mi toccherà andare in giro, come si dice, tipo gobbo, no, No, proprio raccolto, abbassato. Ok, abbassato sulle ginocchia, sulle ginocchia per tutta la vita.
Il Geppetto, credendo che il Pinocchio, che il Gioppino, insomma, si fosse... no, o il Pianzot per... Il Pianzot, cioè si dice, no? Te fai il Pianzot, quello che facesse il piange. piagnucolone. Il piagnucolone. Per prenderlo in giro. Bravo, Tölinturen, bravissimo. L'ha fissato. Ha fissato. Che deve finirla. Sì, di tagliarla. Ok, di tagliarla. È rampato su per la... È rampato. Si è arrampicato, va bene? Si è arrampicato Si è rampato. sul muro ed è passato da dentro la finestra. Aspetta un po', perché il muro è mur, la muradela è il muricciolo. Anche perché muricciolo. un muro tanto alto non avrebbe potuto scavalcarlo, invece il muricciolo sì. Il muretto. Ok, ed è passato dentro la finestra, cioè da dentro la finestra, attraverso la finestra, insomma. Bene. Ok, grazie. In principio, avanti. In principio voleva dargliene un bel po'. Abbiamo detto un bel po', Uster, quindi uno staio, che era un'unità di misura importante per i contadini. Ok, ma quando l'ha visto al suo figlio, insomma al suo bambino, che era sdraiato a terra, insomma, era Longaso in terra, e per giunta senza i piedi, gli è dispiaciuto molto. Certo. Dopo l'ha preso in braccio, cioè l'ha abbracciato. Dopo averlo preso in braccio. Averlo preso in braccio. Vedi che c'è aver preso il chapat. Dopo averlo preso in braccio, l'ha abbracciato fuori. Fuori. Abbracciato, noi diciamo abbracciato fuori. E l'ha baciato che non finiva più, e intanto piangeva e diceva: povero bambino, a te, anche te. Anche tu. Come faccio a bruciare? Come hai fatto a bruciarti i piedi? Perfetto, bravissimo, grazie. Qualcuno che va davanti, pota il suo miame. Posso provare io? Sì, chiunque tu sia, dimmi chi sei. Sono Barbara, da Osio Sopra. Benissimo, via. Pota, somiame, malera una noce d'inferen. Truna il suemelga e me ghere una fam. E allora olgri che parla al madic. La testa broccatif che te se. E me godic. Sta attent te de famnia bentabre ti. E lui la dic. Te sei una crapa de legno. E me go casadre il martel e lui le mur. Ma la colpa le la so perché me ulie mia copal. Tacche o metti su una pignatina, su la sender colda. Ma il più le scappa fo e la dic. Li taghe e il me salude i so de ca. Entat me crescia la famma. I se che il vegeto con la bretta de noce la dervilla finestra il madic. Me che sotto i to capel e mettete in brombet perché a circa al pa le mie ergogna, ne? Sono tornata a Cassöbe e siccome io è sempre fam, ho mettit i pe frecce e un palcecce sulla colderina impesa. E dopo si friat che tata e ieri brusacce. Ma me la fangue lo sempre e i pe ghio più. Benissimo. Traduciamo. Allora, mamma mia, è lunga. Allora, il pota che so che non si traduce. No, è intraducibile, però l'altra volta abbiamo detto che cosa... Si ricorda cosa abbiamo detto a proposito di pota? Sì, che è un po' una definizione
per dire tanto e dire tutto. Ci sta che io non lo sappia, potal somiame, ci sta che io non lo sappia. Infatti io non lo so, ma era una notte d'inferno. Tuonava e fulminava e io avevo fame e allora il grillo parlante mi ha detto: ti sta bene, brutto cattivo che sei. E io gli ho detto: stai attento di non farmi diventare questa, chiedo scusa, ma Bretì mi è scappata. Bretì, l'abbiamo detto la volta scorsa, vuol dire diventare viola dalla rabbia, cioè oltrepassare il rosso già uno dice il rosso è il colore della collera, addirittura viola vuol dire oltrepassare il rosso e addirittura alla fine niger de rabbia, in questo caso Bretì. E lui ha detto: sei una testa di legno. E io gli ho cacciato dietro il martello e lui è morto, ma la colpa è sua perché io non volevo ucciderlo. Tanto che ho messo un pentolino sulla cenere calda, ma il pulcino è scappato fuori e ha detto: ti sta bene? Ti sta bene? No, stia bene, li staghe be. Il pulcino non sa parlare bene perché è piccolino, dice li taghe, ma li staghe, stia bene. Stia bene, mi saluti i suoi di casa. E intanto mi cresceva la fame, così che il vecchietto con la berretta da notte ha aperto la finestra e mi ha detto: metti qui sotto il tuo cappello. E io tutto imbronciato? No, bagnato, No? un brombetto. Un brombetto tutto bagnato, perché a cercare il pane non è una vergogna, vero? Sono tornato subito a casa e siccome avevo sempre fame, ho messo i miei piedi freddi e impalciati sulla scaldina accesa e dopo siete arrivati voi, tata, e erano bruciati. Ma io la fame ce l'ho sempre e i piedi non li ho più. Bravissima, bravissima, bravissima. Ragazzi, siete bravi, tutti quanti. Bravi, veramente. Io non ho parole, davvero. Guardate che il dialetto bergamasco non è facile, assolutamente no. Però siete veramente bravi. Vi faccio i complimenti e vi do appuntamento alla prossima volta, perché vedo che sono le 19:30, se no qualcuno di voi mi dice ma lei si dilunga. Io mi dilungherei anche, ma non si può. Allora, vi dico che ogni volta che noi finiamo una delle nostre chiacchierate, diciamo così: pastì e pastù, i menam vidagno e bucù. Sere sotto la tavola che bondà il ris, i madace una pesada, ne dai per tutto il paese. È il mio modo di salutare e vuol dire pastina e pastone non mi hanno offerto neanche un boccone. Ero sotto la tavola che mondavo il riso, mi hanno dato un calcio e ne è andato per tutto il paese. Ciao a tutti, buona serata, a lunedì. Grazie mille, buona serata. Arrivederci, buona serata. Grazie. Buona serata a tutti. Buona serata. Ciao ciao. Buona serata a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Arrivederci. Ciao, grazie. Arrivederci.